Sarebbe un non partito. Certamente non voglio sentire la parola partito. Un non partito per una non festa della Repubblica. È in sintesi quanto è accaduto in questo 2 giugno a Santa Lucia di Piave, dove il sindaco Szumski ha chiamato a raccolta i cittadini per una cerimonia decisamente controcorrente, iniziata con la fascia tricolore. Allora, signori, io sono qui perché sono sindaco eletto dai miei cittadini in un sistema che si inquadra. Poi il passaggio alla fascia rosso-veneziano e la proposta alle oltre 2000 persone presenti, quasi tutte appartenenti al mondo dell'indipendentismo. Voi sapete il mio pensiero, è quello che il Veneto deve andare all'indipendenza. Lo dico, potete diventare tutti protagonisti di un progetto che si chiama Unità di Resistenza Veneta con Riccardo Szumski. Un nuovo movimento che il sindaco spiega così. Per cambiare le cose dobbiamo essere noi i protagonisti, quindi non possiamo più accettare che siano gli altri a far finta di cambiarle o a promettere di cambiarle. Dobbiamo raccogliere la gente comune, creare dei gruppi, delle unità di resistenza veneta, perché parta dal basso questa voglia di cambiamento che c'è, l'abbiamo colta da tempo, oggi ha avuto una dimostrazione importante e io mi auguro che possa andare avanti. E per chi ipotizza un'idea politica finalizzata al lancio di Szumski alle regionali, lui risponde: Chi sono io per decidere di candidarmi da qualche parte? Se per caso questi qui saranno moltiplicati, decideranno loro cosa vogliamo fare o non vogliamo fare, non lo decido certamente io. Una proposta alternativa a quella della Lega, quindi, anche se quando Szumski attacca Zaia succede un imprevisto al quadro con il Leone e le Dolomiti. È venuto il presidente della regione a farmi la campagna elettorale contro con una serie di assessori e hanno perso. Vuol dire che se tu parli il linguaggio della tua gente, Pensa di riuscire a portare via qualche voto a Zaia anche? Ma io non devo portare via voti a nessuno, l'ho detto in premessa, io sono per fare, noi non siamo antagonisti a nessuno, noi siamo per fare diversamente dagli altri però.